tutti di Sicilia e tutto tondo, ci siete mai stati a Santo Stefano Quisquina? Oggi vi ci portiamo noi, esattamente siamo all'eremo di Santa Rosalia in occasione di che cosa, amore? Della chianata, amore! Esatto, allora non tutti sanno che la Santa ha vissuto per ben 12 anni in una grotta qua in quest'eremo, quindi seguite il video perché vi racconterò la leggenda di Rosalia e vi farò vedere anche questa grotta. Tutti sai, dove amore. è stata tentata anche dal demonio, amore, quindi 1, 2, 3, andiamo. Amoni picciotti, iniziamo così. Raccontiamo brevemente la storia di Santa Rosalia. Ricordiamo che Santa Rosalia nasce intorno al 1100 in una ricca famiglia e il padre all'età di 12 anni decide di darla in sposa. Ma ovviamente Rosalia non ne vuole sapere del matrimonio perché lei voleva abbracciare solo la fede in Dio e quindi in una notte che fa? Scappa dal padre e viene in questi territori, a Santo Stefano Quisquina. All'epoca questa era una zona, amore, impenetrabile, c'erano solo briganti, quindi si viene a rifugiare qua, consapevole del fatto che il padre non la cercherà mai più e vive per 12 anni in questa grotta che ora vi faremo vedere. Che cosa succede però? Il diavolo ovviamente la tenta. Ecco qua. Ecco qua. Quindi lei che fa ad un certo punto ritorna a Palermo, ma dalla regina ottiene il permesso di vivere in un'altra grotta a Monte Pellegrino, a Palermo. Ma lì ci saranno altri Un'altra video. storia che racconteremo un'altra volta. Esatto, con i miracoli, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo ad andare nella grotta dove ha vissuto e dove è stata tentata. Ora stiamo per entrare nella grotta dove Rosalia ha vissuto ben 12 anni. Occhio, amore. Vai, amore, allora stai attenta. Tu arriva fino a un certo punto, poi io entro Sì. dentro proprio nella grotta. Allora aspetta, però voglio farti vedere Sì. che qua Rosalia, Aspetta che mi avvicino. ecco, ha scritto questa epigrafe Sì. dove testimonia che lei non avrebbe mai abbandonato la fede in Dio, perché ricordiamo che qua dentro il diavolo l'ha tentata. E c'è trase di Attenzione. ore dopo dentro, Amore, però. che dici? E guarda come l'è entrata, è veramente piccolissima. Io non ci posso entrare. No, 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 amore, ci vado io, ci vado io. Ok. Allora, picciotti, è difficile, ma basta abbassarsi un poco. Ecco qua, e siamo dentro la grotta. Guardate qua, tu entri, ho sceso un po' il flash perché qua è un po' al buio. Strettissimo, strettissimo. Piano piano, attenzione. È un po' difficile, eh? È un po' difficile, però guardate qui. Poi si arriva qua, che qua riusciamo a stare all'impiedi. E qua è la fine della grotta. Guardate, stancante. Ed è tutto chiuso, guardate. Certo, fa un po' impressione. Chi soffre per gli spazi chiusi è un po' difficile. Adesso torniamo indietro. Visita al convento, picciotti, inizia da qui. Già c'è Micaela che prende informazioni con la guida del posto. Ora saliamo da questa scala e iniziamo. In questo corridoio visiteremo tutte le cellette dove dormivano gli eremiti. Guardate qua, picciotti. Ora vi faccio vedere una delle celle più antiche, guarda qua. Vediamo. Allora, com'è sta cella? Vediamo, spiegami un po' tu. Vedete, la finestra è rivolta verso il nord, quindi qua entra ancora più freddo, infatti ricrea il clima della grotta, e il pavimento è originale, sono maioliche di Burgio del 600, E questi mobili? e abbiamo ricostruito appunto l'arredamento completo. Questo invece è l'ultimo frate che ha vissuto all'eremo, è morto all'età di 90 anni circa. Questa Sì. è la sua stanza. Vediamo. Ma i ragazzi ci raccontano che lui ha vissuto per parecchi anni da solo, cioè questo è un posto sperduto. Però solo. dico, l'aria fresca fa bene allora. Sì, però Ci camparo tutto assai, notte frate. solo a 90 anni. Ma che sapi a scantare, lo signore che cago proteggia. Invece siamo all'interno del refettorio che tu mi dicevi che è stato tutto ristrutturato tranne questa credenza. Aspetta che la facciamo vedere, vediamo. Ah, questa di qua, sì. Questa credenza è del XVIII secolo originale, come sono originali anche gli atti. Ah, quindi mangiavano proprio qua. Esatto. Questa stanza invece è diversa dalle altre, venite con me. Allora Karim, perché è diversa? Perché è più grande, perché è più calda. Era la stanza del principe questa. Ah, quindi qua c'erano i comfort dell'epoca. Esatto. Per riscaldare tutto
per andare in bagno. Visto? Chi si che bagna ora, no? Chi dovevano E poi anche l'esposizione, perché qua vedo che c'è un panorama bellissimo. Esatto, la finestra è verso l'ovest, così arrivava un pochino più caldo. Ora entrate con me in una stanza molto particolare. Innanzitutto, guarda qua. Allora, il pavimento. Sì. Queste sono maioliche originali del 1600. Però, Manuele, allora mi vuoi raccontare chi sono questi? Io mi avvicino nel frattempo, ti facciamo vedere meglio. Questi sono gli eremiti che quando morivano venivano portati qui appunto in cripta, venivano trattati con appunto degli oli particolari dell'aceto e delle erbe aromatiche, venivano messi nel collatoio. Che è questo di qua. Esatto. E poi dopo appunto 7-8 mesi venivano esposti al sole per essiccare ulteriormente. Mamma mia, fanno impressione. E in quest'eremo è presente anche questa bellissima chiesa. Fai una panoramica, Facciamo amore. una panoramica, picciotti, e con questa panoramica che cosa si può dire, amore? Viva Viva Santa Rosalia! Il nostro tour all'eremo di Santa Rosalia è terminato. Mi raccomando, venite a visitare questo luogo incantato. Ci sono delle guide bravissime che vi aspettano. Esatto, è la prologo di Santo Stefano Quisquina. Amore. Che mi preparare perché mi fila a sbagliare in un attimo, E poi? poi contattate Sicanians che vi porterà sì. a visitare queste terre meravigliose. E non solo, e non solo. Mua. Ciao picciotti, vi salutiamo con questo splendido panorama.